Politici, medici, avvocati e pubblici funzionari corrotti. Questo è lo spaccato che emerge, lo scenario tracciato dal pentito Giuseppe Tuzzolino sulla fratellanza massonica in provincia di Agrigento. L'architetto di Palma di Montechiaro, dopo l'arresto per una vicenda di truffe nel rilascio delle licenze edilizie all'ufficio tecnico comunale del suo paese, è diventato il principale collaboratore di giustizia agrigentino. È stato ascoltato nei giorni scorsi dai PM Salvatore Vella e Carlo Cinque della Procura della Repubblica di Agrigento. Io ho conosciuto e fatto parte della massoneria deviata, ha detto l'architetto palmese, però ci sono anche dei massoni seri. Un verbale redatto il giorno di San Valentino a tarda notte in una località segreta che doveva servire a raccogliere altre prove a sostegno dell'accusa ai componenti della cosiddetta cricca di Lampedusa che per anni avrebbe gestito lavori pubblici in cambio di tangenti. Il racconto di Tuzzolino, per anni inserito in un contesto sociale e politico particolarmente altolocato, è ritenuto interessante e chi indaga non tralascia nulla. Il PM Vella ha mostrato a Tuzzolino una trentina di fotografie, per la quasi totalità si tratterebbe di massoni. Tra loro anche figure piuttosto note nella città capoluogo. Il lavoro investigativo è stato svolto dai finanzieri guidati dal colonnello Fabio Sava che da tempo indagano sulle logge massoniche deviate della provincia di Agrigento. Si narra delle logge Garibaldi e Concordia, nonché della loggia La Serenissima.